pomeriggio un'anziana con la mano fratturata dopo uno scippo e due amiche aggredite nella centralissima piazza Mercato di Marghera. I residenti: qui la sera c'è il coprifuoco, dobbiamo barricarci in casa. Sotto assedio degli spacciatori, l'associazione Marghera 2.0 lancia la provocazione istituire la zona franca del buco contro gli episodi di criminalità legati agli stupefacenti. La polizia ha fermato un pregiudicato straniero sospettato di numerose spaccate a bar e negozi tra Mestre e Marghera. È stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Chiediamo aiuto al sindaco Dori anche con l'assistenza della sorveglianza armata, così i negozianti del centro commerciale di Mira, che nei giorni scorsi hanno subito il quinto furto in appena un mese. Domani a Padova il conferimento della laurea alla memoria a Giulia Cecchettin, edizione straordinaria di Antenna 3 dalle 10:30 per seguire la cerimonia. Ad Olo i vandali colpiscono i velobox che si trovano ad Arino e a San Bruson. L'ira del sindaco Naletto: li riapriremo, dice. È stata ribattezzata ironicamente Venice Barathorn, una marcia che si svolgerà a maggio tra Venezia e Mestre nei luoghi in cui sono previste nuove edificazioni o i residenti vivono situazioni di disagio. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati. Noi donne qui a Marghera viviamo con il coprifuoco, così in piazza Mercato dopo lo scippo di ieri pomeriggio a un'anziana e dopo l'aggressione con sputi a un'altra coppia di amiche avvenuta poco dopo, sempre nella stessa zona. Mettere il coprifuoco perché una signora con la borsa non può andare in giro. Nelle parole di questa residente di Marghera la sintesi della paura e del terrore con cui ora dopo ora si vive nella cosiddetta città giardino, con i suoi alberi, pianti e fiori divenuti, come noto, tristemente punto di incontro, smercio e sosta di drogati, spacciatori e criminali. A Catene, in via Trieste, tentato furto in casa mercoledì sera 31 gennaio con la proprietaria che, accortasi dei ladri in casa, è riuscita a metterli in fuga, fortunatamente senza alcuna conseguenza per lei. Poco prima, intorno alle 17, a Marghera, un'anziana aveva subito lo scippo da parte di un uomo di origine africana della borsetta, tramutatosi in rapina impropria, rimediando nella caduta la frattura della mano. Era appena uscita dal supermercato in compagnia del marito quando è stata violentemente scippata e fatta cadere a terra. Protagonista una 85enne di Marghera, il fatto qui tra il piazzale della Concordia e piazza Mercato. E sempre qui in piazza Mercato questa anziana insieme alla sua amica è stata pesantemente insultata poco dopo l'episodio dello scippo, ricevendo pure sputi in faccia da una ladra sempre di origine africana, sorpresa dalle stesse nell'atto di rubare un carrello della spesa con dentro un televisore. Ha dato uno sputo, questa giovane ha dato proprio lo sputo e noi Contro la sua amica? Certo, e le ha detto brutta vecchiaccia. Oggi a presidiare l'intera area ben 2 volanti della polizia, ma degli aggressori ancora nessuna traccia. E quindi non ci sentiamo molto sicuri. Ecco, ci vorrebbe un attimino più di controllo, di sorveglianza, anche discreta, però se qualcuno sa che c'è la sorveglianza, magari sta un attimo più in guardia. Fuga del ladro immortalata sempre mercoledì mattina 31 gennaio sui social a 2 passi da qui in piazza Sant'Antonio, all'ex asilo Sacro Cuore, sulla carta chiusa in sicurezza da quasi 3 anni, ma di fatto via di fuga per l'uomo ragno del giorno, ovvero lo spacciatore, ladro e rapinatore di turno. Quindi mi sembra che un po' questa città sia un po' messa da parte, dimenticata. E sempre a Marghera l'associazione Marghera 2.0 lancia la provocazione: istituire, dicono, una zona franca del buco contro gli episodi di criminalità legati alla droga. So che è una cosa forte, però arrivo a pensare addirittura delle aree free, in modo che o tu vai lì e sei seguito comunque da un sanitario, non è che ti lasci le penne perché faccio finta di non vederti, ma sei seguito da uno psicologo e cerco fino in ultima, però se vuoi continuare a farti, vabbè, fatelo, però in sicurezza e non sotto le porte di casa degli anziani, delle persone, dei cittadini. Marghera avrebbe solo bisogno di una forte iniezione, ma di politiche sociali,
Ossia, io capisco che ci possano essere anche dei recuperi tra queste persone che purtroppo per la vita li ha condotti così, e ci possono essere anche dei non recuperi, perché ci sono i irriducibili, ma per quelli che si possono salvare dobbiamo investire nel sociale. E la squadra mobile di Venezia ha fermato un cittadino straniero con a carico numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, nei cui confronti sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza in numerose spaccate e esercizi commerciali della terraferma. Gli agenti lo hanno rintracciato a Mestre, gli accertamenti hanno confermato la sua irregolarità sul territorio nazionale ed è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo, da dove dunque sarà espulso. Ad Olo adesso, dove ignoti hanno vandalizzato i 2 velobox posizionati nel 2021 su espressa richiesta peraltro dei residenti. Ad Olo, atti vandalici da parte di ignoti contro i velobox che si trovano ad Arino in via Cazzaghetto e a San Bruson in via Brentasecca. L'ira del sindaco Naletto. I danneggiamenti ai velobox di Dolo testimoniano come alcuni abbiano compiuto un gesto non solo contro le leggi, ma contro anche un senso civico, un comune rispetto delle regole del buon vivere. Non è la prima volta che 2 velobox vengono vandalizzati, posizionati a settembre 2021 dopo ripetute richieste dei cittadini per la sicurezza degli stessi, visti tanti e troppi gravi incidenti, di cui in particolare quello nell'agosto del 2015 in via Cazzaghetto, dove un ragazzo di 17 anni era stato investito con conseguenze mortali. Ecco perché li ripareremo nuovamente, conclude Naletto. E allora qual è la sfida più grande? È quella educativa, di continuare come amministratori a perseguire un sincero e onesto rispetto di tutti per la salute e l'incolumità del nostro prossimo. Chiediamo aiuto al sindaco Dori anche con l'assistenza della sorveglianza armata, lo dicono i commercianti del centro di Mira che nei giorni scorsi hanno subito il 5° furto in appena un mese. Stefano Lazzari, ha subito anche lei il furto, si parla del 5° furto in un mese qui al centro commerciale Mirasole. Ah sì, perché nel giro di poco più di un mese sono passati dai nostri vicini che aggiustano telefoni 3 volte, poi una serata sono venuti qui e dal fiorista. Il centro commerciale di Mira nuovamente preso d'assalto, l'ultimo raid in ordine di tempo commesso da una sola persona alta di statura e con un 46 di piede. Questo è il parziale identikit del bandito fornito dalle telecamere di videosorveglianza private di un commerciante cinese, i cui filmati sono ora nelle mani degli inquirenti, e dalle impronte lasciate dal ladro nel salone del parrucchiere. Sembra che sia opera di uno, perlomeno per quelli che sono dati dal cinese, il gruppo cinese qua. Sembra, però sinceramente non lo so quanti siano, perché ha scattato l'allarme, siamo arrivati qua subito. E i furti in questo caso sono venuti alle 12:30 di notte, quindi anche abbastanza prestino. Come ariete per sfondare le pesanti e spesse vetrine dei negozi, il bandito avrebbe utilizzato questo grosso masso in cemento armato che le ha mandate letteralmente in frantumi, spiega il parrucchiere, l'unico tra i commercianti che, sfidando paure e timori di ripercussioni, ha voluto parlare con noi della stampa, naturalmente dopo aver sporto denuncia alle forze dell'ordine. I carabinieri poverini sono venuti subito, si sono dimostrati anche molto attivi, però credo che purtroppo non basta. Non basta, insomma, ecco. Magro il bottino, ma ingenti i danni. Insomma, i danni ci sono, e poi che magari siano quantificati in cose che ti portano via o quello che non lavori, sono sempre soldi alla fine. Sempre, e poi non stai bene, insomma, hai sempre l'angoscia che a tutto momento scatti allarme, corri subito qua. Non è un bel vivere. Non lasciateci soli, qui serve la prevista sorveglianza armata che in realtà non c'è. L'appello al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale di Mira. Quello che chiediamo è attenzione di sicuro all'amministrazione, ma come vediamo sui giornali oggi come oggi non è solo qua, è dappertutto.
Altro furto di ben altro genere, quello contestato a una bancaria 39enne di Mirano, a processo per aver sottratto dal conto di una cliente, una sua amica peraltro, 30.000 euro. È a processo per furto e sostituzione di persona una bancaria 39enne di Mirano nel veneziano che tra il 2013 e il 2018, periodo in cui lavorava per un'agenzia di Treviso di un noto istituto bancario e successivamente per la filiale di Piombino Dese, avrebbe effettuato dal conto di una cliente una serie di bonifici e giroconti a proprio favore, sottraendo complessivamente 30.000 euro. La funzionaria è inoltre accusata di aver attivato all'insaputa della cliente, che era peraltro una sua cara amica, una seconda carta di credito con la quale avrebbe effettuato delle spese personali. La vittima, anche lei di Mirano, aveva dunque piena fiducia nella 39enne, non a caso il prelievo di denaro risulterebbe andato avanti per anni. Il 15 febbraio in tribunale a Treviso la sentenza. All'Università di Padova cambiamo tema, domani si svolgerà la cerimonia di laurea alla memoria per Giulia Cecchettin. Giulia Cecchettin doveva laurearsi il 16 novembre, la discussione al Dipartimento di Ingegneria, il papiro e la festa come per tutti i laureandi dell'Università di Padova. Giulia però quel 16 novembre non varcò mai il cancello del Dipartimento di Via Gradenigo al Portello. Il suo assassino Filippo Turetta l'aveva già uccisa negandole quel traguardo che tanto sognava. Giulia però quella laurea la riceverà con tutti gli onori nell'aula magna del Bo, la stessa aula dove parlò Galileo Galilei, dove ogni anno si rinnova il rito solenne dell'inaugurazione dell'anno accademico. Tutto è pronto per la giornata che vuole ricordare Giulia, il suo essere studentessa appassionata e libera. Alla cerimonia di laurea alla memoria saranno presenti la ministra dell'Università Anna Maria Bernini e il presidente del Veneto Luca Zaia. Aprirà la mattinata il discorso della rettrice Daniela Mapelli. Non sono mancate le polemiche con i rappresentanti degli studenti del Ludo amareggiati per non essere stati coinvolti nell'evento. Non è la prima volta che l'Università di Padova conferisce una laurea alla memoria. Ci sono stati altri 2 precedenti e tutti molto recenti. Nel 2016 accadde per Jessica Tellatin di Limena e nel 2022 per Cesare Pinton di Tezzo e sul Brenta, entrambi deceduti prima della tesi. L'elaborato di Giulia Cecchettin era molto buono, avrebbe preso un bel voto, ci disse la sua relatrice, la professoressa Silvia Todros, all'indomani della tragedia. Oltre alle borse di studio in memoria di Giulia, finanziate con fondi PNRR, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova, per ricordare la studentessa, ha istituito 10 premi di laurea da 1.000 euro ciascuno, riservati alle studentesse che conseguono il titolo di laurea nei corsi di laurea triennale del DEI negli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025. Domani dunque la cerimonia, l'avete sentito, di conferimento della laurea a Giulia. Saranno presenti anche il papà Gino Cecchettin e la sorella Elena. Antenna 3 seguirà in diretta l'evento con un'edizione straordinaria a partire dalle 10:30, così che tutti coloro che vorranno potranno seguire la cerimonia anche da casa. Noi adesso andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta da studio. È stata ribattezzata ironicamente Venice Marathon, una marcia non competitiva che si svolgerà tra Venezia e Mestre a maggio. Sentiamo con quali finalità. Presentato alla Sala San Leonardo di Cannareggio, eccolo il simbolo della nuova manifestazione sportiva di Venezia. Dopo la Venice Marathon nasce ufficialmente la Venice Marathon, dove il baratro richiamato con un gioco di parole è, a detta degli organizzatori, quel precipizio che si trova al termine della china decadente presa dal territorio comunale. Si tratti di Venezia, Mestre, Favaro o Marghera. Un ciclo di eventi il 25 e il 26 maggio e soprattutto una marcia attraverso luoghi ritenuti significativi. La responsabilità dell'amministrazione è enorme, non solo rispetto ai cittadini veneziani che ci vivono e che hanno tutte le loro problematiche, a cominciare dal progetto scandaloso della torre di Viale San Marco, ma anche va ad incidere anche con una grande responsabilità in tutto il mondo, perché Venezia è patrimonio dell'umanità. Stiamo parlando di una situazione, per esempio uno scavo di un canale in laguna, il Vittorio Emanuele, che vogliono fare, che avrà un disastro di veleni che verranno movimentati, e poi su Mestre delle torri addirittura sul primo binario di Mestre che vogliono costruire 2 torri, e poi il buco dell'ex Umberto I, e poi questo pseudo
bosco di Mestre. Ma quale bosco di Mestre? Stanno cementificando una zona che in maniera assolutamente fasulla chiamano degrado urbano, invece è agricoltura a Tessera. Il 1 marzo si apriranno le iscrizioni ad una marcia che si vuole estendere a partecipanti che vanno oltre i confini nazionali. Un primo successo Venice Baratron l'ha già avuto con questo concorso per i loghi, perché più di 100 giovani hanno partecipato e questo interesse dei giovani al tema è fondamentale. Significa che saranno proprio loro coloro che riusciranno a cambiare la città. Da loro ci si aspetta molto e a loro va dato tanto fiducia. Ora la nomina di Roberto Rossetto a presidente dell'Autorità della Laguna, via libera delle commissioni parlamentari. L'iter è stato sicuramente più lungo del previsto e non senza complicazioni. C'è però una svolta positiva nel percorso che porterà alla prossima nomina, data ormai per imminente, di Roberto Rossetto a nuovo presidente dell'Autorità della Laguna a Venezia. Dopo l'audizione parlamentare del presidente designato, è arrivata, dopo una lunga gestazione non senza ostacoli, il via libera delle commissioni parlamentari di Camera e Senato di Trasporti e Infrastrutture, che hanno dato parere favorevole alla nomina. Per il sì si è spesso compatto tutto il centrodestra, astenuto invece il PD, contrari il Movimento 5 Stelle e i Verdi. Come spiega il vice sindaco Andrea Tomaello, che ha delega anche per seguire le vicende portuali in città, il comune è pronto a collaborare e sostenere Rossetto in questo nuovo incarico. Una buona notizia, l'esito positivo del passaggio in Parlamento nelle commissioni competenti per la nomina dell'Autorità della Laguna dell'ingegnere Rossetto quale presidente. Ora attendiamo solo il decreto del Presidente del Consiglio Meloni che insomma dia piena funzione e piena attuazione a questa autorità e quindi anche il Presidente Rossetto possa veramente iniziare ad operare. Il Comune di Venezia è pronto a sostenerlo, è pronto ad aiutare, è pronto a collaborare nell'interesse della Laguna, nell'interesse del territorio, nell'interesse di tutte le persone che vivono e lavorano in questa città. Il decreto della Premier Meloni dovrà poi essere registrato alla Corte dei Conti per essere effettivo. Comune di Venezia che secondo il Partito Democratico invece si sarebbe distinto per la sua assenza di fronte ai tanti problemi che gravano sulla laguna. Per tutto il sistema della salvaguardia della laguna ci aspettano dei momenti molto complicati, perché a forza di rinviare le scelte si stanno accumulando una marea di problemi. Se l'entrata in funzione dell'Autorità per la Laguna è un fatto positivo, ad attenderla c'è un compito tutt'altro che facile, secondo il capogruppo del Partito Democratico a Ca' Farsetti Giuseppe Saccà, perché sul tavolo si stanno accumulando da troppo tempo una lunga serie di questioni che attendono una soluzione. Siamo senza piano morfologico, abbiamo 3 società importanti a partire da Tethys, ma anche Comar e Consorzio Venezia Nuova, che hanno degli enormi problemi interni occupazionali. Il Consorzio Venezia Nuova è in liquidazione e che dovrebbe chiudersi nel 2025. E sì, abbiamo il Mose, ma il Mose non è collaudato né finito, e soprattutto l'Autorità per la Laguna e tutta la laguna tutte le istituzioni devono impegnarsi su quello che è la salvaguardia diffusa. Non si parla più del piano Europa, ad esempio. C'è un enorme problema anche di compatibilità con il porto. Di fronte ad una lunga lista di nodi da sciogliere, il grande assente, secondo il capogruppo Dem, è proprio l'amministrazione comunale di una città come Venezia, che sulla gestione virtuosa della laguna ha basato per secoli le sue fortune e che viceversa oggi si distingue per la sua latitanza. I problemi sono tantissimi e su questo il Comune continua a non prendere la leadership che gli spetta, in quanto appunto il Comune di Venezia ha una competenza politica e istituzionale fortissima. Un Comune che da troppo sta alla finestra su questi temi. Voltiamo pagina, anche la mostra del cinema di Venezia e la Biennale hanno voluto ricordare con affetto e gratitudine Sandra Milo. Il ricordo e l'affetto per Sandra Milo irrompono potenti anche a Venezia alla presentazione della Biennale di Arte per onorare una bellissima icona del cinema italiano e mondiale d'autore, indimenticabile e versatile interprete sia sul versante drammatico che su quello della commedia. Sandra Milo fu più volte protagonista alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia a partire dagli anni 50, con registi quali Roberto Rossellini, Federico Fellini e Antonio Pietrangeli, e poi affezionata presenza al Lido fino all'ultimo 80ª mostra dello scorso settembre.
Scomparsa a 90 anni, sono stati celebrati i funerali nella Chiesa degli Artisti a Roma. Il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicurto, per oltre 35 anni al lavoro nel mondo cinematografico, prima di salire alla guida dell'importante istituzione culturale veneziana e nazionale, ne rivela un aneddoto. Ho veramente sempre apprezzato come, portando nel cinema sempre l'immagine di una persona che forse poteva essere vittima di eventi più grandi, di una innocenza straordinaria che rasentava la naivete, invece nascondeva una personalità fortissima, cioè lei è diventata un'icona mondiale facendo molto spesso dei personaggi che fatti da altre attrici avrebbero potuto essere marginali. Certo, nel cinema italiano Sandra Mino, legata anche ai grandi nomi dei più grandi registi, avrebbe voluto dire che lavorava in un progetto importante. Tra i film d'autore a cui Sandra Mira ha partecipato a Venezia si ricordano nel 1959 Il generale della Rovere di Roberto Rossellini, Leone d'Oro ex equo con La Grande Guerra di Mario Monicelli, fino nel 1965 a Giulietta degli Spiriti di Federico Fellini nel 1982, poi Gog di Francesco Laudadio. Era l'ultimo servizio per questa sera, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati al meteo. L'anomalo anticiclone ben saldo sull'Italia sarà ancora protagonista per almeno un'altra settimana. Vediamo in dettaglio intanto di venerdì 2 febbraio. Sul Veneto possibili le consuete foschie e nebbie sulle zone pianeggianti al mattino, ma in diradamento a seguire. Sarà più soleggiato con il passare delle ore, infatti, e il cielo sarà velato. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 0 e meno 1 grado, massime tra 7 e 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sereno o velato, solo con qualche locale addensamento, ma in genere innocuo. Temperature minime tra meno 1 e 4 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, le condizioni infatti saranno ancora buone con alternanza tra sole e nubi. Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sugli 8-12 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.